Quest'oggi andremo a visitare la fonte sacra del Surempiesu di Orune. Il monumento venne scoperto nel 1953 dai signori Sanna, proprietari del terreno, che in origine si chiamava Sagosta de Sabinza, mentre cercavano di terrazzare il fianco del monte per impiantare un frutteto. Il nome Surempiesu pare sia legato ad un mito della zona, in cui si parlava di un uomo proveniente da Tempio che nei primi del Novecento lavorò al taglio dei boschi per produrre carbone. La prima campagna di scavi avvenne nel 1953, ma i resoconti relativi vennero pubblicati solo nel 1958. La necessità di un restauro, vista la progressiva rovina del monumento, richiese un intervento della Soprintendenza Archeologica che durò dal 1981 al 1986 e fu gestito dalla professoressa Maria Ausilia Fadda, attraverso il quale venne intrapresa un'indagine più approfondita. Si scoprì allora che le genti preistoriche avevano individuato la presenza della falda d'acqua che scaturiva dalla roccia scistosa e vi avevano eretto la costruzione a pianta rettangolare. Utilizzando della trachite e lavorando la martellina, gli Chardin crearono, addossata alla roccia, una struttura templare con tetta a doppio spiovente che rispetta il principio edilizio di Nuraghi, ovvero il muro a sacco. La rifinitura dei pezzi del tetto venne curata in maniera esagerata, risparmiando solamente quelle che ora vengono definite bugne, ma che in origine dovevano essere lunghe corna riprodotte in onore della dea madre, esattamente come si fece nel pozzo sacro di Perfugast. Il prospetto venne rifinito con una sorta di cornicetta, il timpano, di forma triangolare, che presentava degli incavi in cui vennero trovate infilzate delle spade di bronzo, dal basso verso l'alto, fissate con colate di piombo. Sotto il timpano venne lasciato uno spazio vuoto di luce triangolare, dove vennero posti due archi in pietra a sovrastare il vestibolo del pozzo. Il piano di calpestio venne completamente lastricato, lasciando lo spazio per una canaletta d'acqua e il deflusso del pozzo. Ai lati del vestibolo vennero ricavati i sedili e il pozzetto venne incorniciato con un portello e una soglia con beccuccio adduttore corrispondente alla canaletta di scolo. L'imboccatura del pozzetto venne strombata verso l'esterno e dotata di gradini simbolici verso il pozzetto di captazione, mentre la parte superiore venne architravata con gradoni rovesci. Al momento della scoperta e del restauro, si notò che tutti i conci e i blocchi erano soldati tra loro da verghe di piombo. Addirittura nel pozzetto i lati erano stati rivestiti di piombo per evitare la fuoriuscita dell'acqua. Alcuni studi sostengono che il tempio fosse in origine circondato da un recinto, ma osservando la struttura viene spontaneo ritenere che anticamente esso fosse cupolato a tolos e solo dopo fosse stato ristrutturato a doppio spiovente. L'area antistante il vestibolo rivelò un recinto curvilineo che alla base, nel punto in cui scolava la canaletta, terminava in un bacile di pietra con beccuccio per un ulteriore scolo. A fianco è presente un concio, inserito nel muro della struttura, che riporta un viso scolpito con le sembianze della divinità, ovvero con l'arcata sopraccigliare e il setto nasale ben marcato. Il bacile fu oggetto di deposito di numerosissimi oggetti in bronzo, quali spade, bottoni, bracciali, stiletti, anelli e bronzetti, mentre l'esplorazione stratigrafica dei vani del complesso ha riportato alla luce due ambienti ben definiti usati da deposito per gli ex voto rimossi dal pozzetto.